Condivisione e applauso da parte dell'UGL ai poliziotti che solidarizzano con i forconi, nuovo corteo a Udine, presidio a Monfalcone. Sequenze da set cinematografico nelle vie di Passons, la gazzella dei carabinieri all'inseguimento di un'auto rubata è stata tamponata e speronata. Un mix di bibite energetiche e pastiglie blu, la segnalazione della sociologa Angelici riguarda i minori friulani conquistati dal Viagra sottratto ai genitori e acquistato su internet. Il primo club bianconero intitolato a Mister Guidolin è stato inaugurato ieri a Data Terme. Il tecnico emozionato si è detto fiducioso per la stagione dell'Udinese. Ha fatto il suo ritorno in campo contro il Napoli, ma Michael Suel sembra destinato a tornare in Brasile. Nel mirino del Botafogo il mago presto potrebbe lasciare il Friuli. Buonasera a tutti, ben ritrovati al telegiornale di Telefriuli. Condividiamo e plaudiamo al gesto di quei poliziotti che a Torino si sono tolti i caschi in segno di solidarietà con quella parte dei manifestanti che ha pacificamente mostrato il proprio disagio per la grave crisi che attraversa l'Italia. E quanto dichiara il segretario generale regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'UGL Polizia di Stato, Raffaele Padrone, in merito alle manifestazioni che si stanno svolgendo in Friuli, così come in tutta Italia, organizzate dal Movimento dei Forconi. Qui la polizia ha tolto il casco, ha tolto i propri caschi perché la misura è colma per tutti. Questo è il vero problema, quindi un gesto di grande solidarietà. Non è stata una sommossa, come si dice in gergo militare, un ammutinamento delle forze di polizia, perché noi crediamo nelle istituzioni, difendiamo le istituzioni, perché le istituzioni sono fermate poi da persone elette dal popolo, indipendentemente dal colore politico, e quindi noi difendiamo il popolo e lo faremo fino alla fine, difenderemo il popolo, così come difendiamo tutti quelli che vanno ogni giorno a manifestare legittimamente. Voglio ricordare per i colleghi che stanno lavorando per 8 euro. Quindi, vede, 8 euro che non prenderanno quest'anno, questo mese o il mese prossimo, lo prenderanno per disposizione del Ministero del Bilancio e della Finanza, lo prenderanno nel 2015, circa da gennaio a luglio 2015. Quindi vede anche lei che poi un collega che si trova nelle stesse condizioni degli operai non può manganellare perché ha piacere di manganellare. Questo è il vero problema. Tutta questa situazione noi l'avessimo capita, perché ci stanno dando spazio adesso, perché i colleghi hanno guardato in faccia per la prima volta gli operai, l'avremmo fatto prima. Tutte queste attenzioni non le abbiamo mai avute fino ad oggi. Allora, perché nessuno di loro si è tolto la scorta? Perché nessuno di loro si taglia lo stipendio? I nostri parlamentari sotto casa c'hanno i poliziotti, i carabinieri come guardie, ma perché non si prendono la vigilanza privata? Cioè se lei si fa un giro per Roma, noterà poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, militari sotto le case o nelle sedi di partito. Non le sembra che stiamo esagerando?